Ciao! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Solagna, in provincia di Vicenza, vicino a Bassano del Grappa, e siamo venuti qui per provare una trattoria che ci è stata consigliata da un sacco di nostri amici, l'antica trattoria d'Adoro. Non vediamo l'ora di provarla e non vediamo l'ora di mangiare perché abbiamo molta fame. Molta fame. Abbiamo fatto una ricerca storica sugli archivi a Venezia del 1780 per la precisione. È sempre stato un luogo, sia prima che dopo, era un luogo dove la gente si fermava, quando era l'osteria del 1700 così, dove la gente si fermava per pagare il dazio per Venezia e per l'Austria sulla corte interna. La gestione della mia trattoria comincia dal 45, dal 46 mio zio è venuto qua, poi è arrivato su mio padre con mia madre, hanno preso l'osteria. L'osteria era prima macelleria, macello, e poi comunque nel 48 ha cominciato mio padre. Non è mai partita come ristorazione, ma è partita come osteria, mescita di vino e il cibo alla buona, nel senso musetto, trippa e baccalà. So proprio che prenderò la ringa in bella vista perché ho letto che una persona ha detto che è il piatto di Dio praticamente. Beh, a me ispirano i gargati di ragù bianco, io penso che prenderò quelli. I gargati? Chissà che formato di pasta. Dalle foto che ho visto sono tipo dei rigatoni sottili. La cena inizia con un cicchetto di pancetta offerto dalla casa. Serse, il cameriere e nipote dello chef, è un sommelier molto preparato e fin dal primo momento è chiara l'anima d'osteria del locale. Lasciatevi guidare da lui per la scelta del vino e sarete in ottime mani. Non devo neanche masticare, cioè si scioglie proprio. Incredibile. La sfoglieresti per favore? Bello però, no? Mi piace, scritta a mano. Con l'uvetta è davvero la morte sua con l'uvetta, questo fegato. Poi il contrasto col dolce. Il patè di fegato e coniglio nasce perché ho sempre pensato, io sono andato diverse volte in Francia per vino, sono andato 7-8 volte in Francia per e loro hanno la cultura di fare la terrina di patè con burro o altre cose. Ho pensato di alleggerire il piatto, infatti qua c'è del burro, ma la percentuale del burro è minoritaria, nel senso noi usiamo delle mele cotte. L'abbiamo fatto perché è stata una sfida, voglio dire, ma ti racconto una cosa, le prime volte che facevamo il patè, facevamo questa cucina magari meglio o peggio, non lo so, però sempre cercare di fare una cosa differente agli altri. Il patè di fegato c'è stato molto criticato dalle persone, ma non perché non era buono, perché molti mi dicevano, dove vai tu facendo il patè di fegato? Vadi, facci il test, signorina. Cioè, con l'uvetta è una bomba. Cioè, anche a chi non piace il fegato, con l'uvetta piace. Molto meglio con l'uvetta, a me non piace molto il fegato. Anzi, vorrei confessare che è la prima volta che lo mangio in vita mia. Attenzione! E... Là! Io sicuro fegato. Allora, siamo partiti dalla ringa, che è pazzesca. Cioè, con queste cipolle in agrodolce che sembrano quasi caramellate ma sono in agrodolce in realtà. Sì. E poi sotto la base col cappuccio, Col cappuccio, sì. Ma che è un po' sbollentato, non Sì. perché ho sentito Perché andiamo in cerca, voglio dire, sempre anche sui nostri piatti, andiamo in cerca sempre il caldo e il freddo, questo è un comune, voglio dire così, perché ti esalta sia il freddo che il caldo, il gusto. Se hai una cosa tiepida con una cosa, due cose fredde non ti esaltano mai, una cosa tiepida e una cosa calda ti esalta altra cosa. Ed è un piatto molto interessante, perché noi pensiamo sempre alla ringa monotematica, ma non la facciamo solo così, quando ci sono qui i carciofi la facciamo con i carciofi, quando c'era adesso che non è più buona l'anguria, prima la facevamo con l'anguria. Dunque facciamo dei tortelli di ringa, facciamo una pasta con la ringa, facciamo un risotto con la ringa. Cioè la declinazione di questo piatto è molto interessante. Mi prendere un po' di cappuccio? Mamma mia, totale. Madonna. Allora lavoriamo solo con la cottura delle melanzane al forno, disidratando tutta quanta l'acqua, poi le mettiamo su con la pasta e buttiamo ancora via l'acqua. Gli ingredienti che ci sono sulle melanzane: c'è l'aglio che viene cotto sulle melanzane al forno, viene messo la mazzocca d'aglio così, il basilico viene cotto a parte, ricetta semplicissima, pan grattato, il nostro pane che avanziamo, quello pulito lo facciamo noi, e parmigiano, basta. Ci sta.
C'è il contrasto tipo verdurine, melanzane. Beh, il colore è stupendo. Calde con il sughetto e la mozzarella fredde. Buone. I gargati non è che è in formato di pasta, si chiama così gargato, veniva il gargato col consiero che viene sulla Valle del Lagno, adesso non vorrei sbagliare, perché venivano fatti col gargato, con la gola del maiale. Questa pasta veniva fatta con la gola del maiale, veniva chiamata i gargati. Vuol dire, però è una pasta molto interessante, pasta che facciamo noi, ragù di coniglio, solo coniglio, olio extravergine di oliva e basta. Sono molto buoni, pazzesco. Questo ragù è molto piatto. È un ragù di cortile, di coniglio. Sì, sì. E sotto c'è tutto l'olietto tipo. È un po' la pappa al pomodoro, no? C'è una base di pane, magari cotta nel brodo, anche un po' la cipolla. La ricetta francese richiede, voglio dire, il burro e la farina. Ok. Richiede il burro e la farina, cognac e marsala, un porto. Poi viene tirata e viene passata, non è così. Questa non è una versione francese, questa viene fatta con brodo vegetale, viene messo un gorgonzola naturale ed è il pane che facciamo noi. Viene gratinata, sta gratinatura è bella perché la mangi, è molto delicata così. Bella questa salsina arancione di peperone, no? Gnocco, pazzesco, pazzesco. Noi usiamo ad esempio un aglio fermentato e baccalà. Infatti quella cosa lì, infatti volevo chiedere. Quando tu la mangi, voglio dire, senti il peperone che lo senti, poi mangi, senti la patata, poi senti l'aglio, poi senti il baccalà. Tutti gli ingredienti rimangono. Bisogna dire che non era la porzione intera, perché sennò si credono che siamo da bottura. Invece no, era una mini porzione che mi sono fatto dare perché volevo provarla. Questo ottimo panacea per i miei mali. Con coniglio la salsa viene fatta peverata, viene fatta col fegato di coniglio, maiale, uva passa, limone, sarde sottosale, marsala, vino bianco, aceto e zucchero. Questa salsa viene fatta a parte, il coniglio viene fatto arrosto, viene cucinata circa 3 ore e mezza a fuoco lento e poi quando serviamo il coniglio la mettiamo sopra e la serviamo così. Polentina e coniglio. Top. Un bel soffritto. Buono. Ed eccoci qua, siamo tornati a fare delle considerazioni su questa cena che abbiamo fatto da Doro. In questa trattoria non troverete mega porzioni oppure piatti straunti, ma l'intento dello chef Giovanni Scapin è proprio quello di alleggerire i piatti della tradizione veneta e anche di proporre nuovi gusti che si è portato a casa dai suoi viaggi. Tutto all'insegna comunque della qualità delle materie prime, della ricerca della qualità delle materie prime, spesso a chilometri zero, e all'insegna della leggerezza nel gusto, ma anche rispetto all'uso di grassi vegetali e animali nelle ricette. Secondo noi il rapporto qualità-prezzo è corretto e non dovete aspettarvi una trattoria in cui si mangiano tantissime cose spendendo poco. Il prezzo medio a persona è di 40 euro più o meno. I nostri 3 piatti preferiti sono stati la zuppa di cipolle, che era spaziale, Sì. lo gnocco di baccalà, che io non ho provato, Super, super buono. ecco, Veramente. e i gargati con ragù bianco di coniglio. Vogliamo sicuramente tornare per provare le versioni invernali di queste ricette e anche per rivivere l'atmosfera del borghetto di Solagna, che è assolata e molto tranquilla. Come sempre, se avete qualche posto da consigliarci, fatecelo sapere nei commenti. Ricordatevi di iscrivervi al canale che a differenza delle nostre cene è gratis. Ciao fioi!